Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Partiamo da una rissa violentissima che c'è stata sabato sera a Mestre, due uomini che inseguivano una terza persona armati di catene, sono stati tutti arrestati. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, puntuali come un orologio svizzero. A mezzogiorno sentite anche le campane, ma a brevissimo termineranno di suonare. Come anticipato nella notte tra sabato e domenica ci sono state ben due risse qui a Mestre. Insieme a me c'è Prince Aulader, uno dei portavoci della comunità bengalese, Giovani per l'Umanità nello specifico, che tra l'altro proprio qui a ridosso di Piazza Barche, dove è avvenuta una di queste risse, perché l'altra poi è avvenuta invece in via Palazzo, nella zona più o meno del municipio di Mestre, ha fondamentalmente assistito a quello che è successo. Ce lo può raccontare? Assolutamente sì, sabato sera verso le 11 ero qua con dei amici con i quali eravamo venuti a fare un giro e c'erano dei ragazzini dai 15 ai 16-17 anni all'incirca, secondo me, che giravano qua in centro a Mestre, dove spaccavano bottiglie senza motivo, prendevano a pugni le cassette delle poste e tiravano calci ai bidoni di spazzature senza motivo. È una cosa veramente molto triste vedere dei giovani di questa età che si comportano in questo modo, perché alla fine i giovani devono essere occupati su delle cose belle, con lo sport, delle cose ludiche, stare in compagnia, a divertirsi con cose sane. Quindi era veramente molto triste vedere tutti questi giovani che si divertivano a danneggiare le cose di tutti, che può essere la spazzatura comunque che serve per buttare l'immondizia, il cassetto delle poste, quello generico delle poste che serve per mettere le buste. Cioè veramente non capisco tutta questa tutto questo casino, tutto questo voglia di fare disordine senza un motivo, perché alla fine, cioè fondamentalmente Prince per il gusto proprio di distruggere. Assolutamente sì. Poi c'erano tantissimi ragazzi qua dietro di me che spaccavano bottiglie senza motivo, bottiglie di birre che bevevano, e la cosa che sono rimasto scioccato, perché queste cose vedevo dalle persone ubriache, comunque dalle persone senza fisse di dimora. Vedere di giovani che spaccano bottiglie, che fanno queste cose qua, veramente è una prova che sono rimasto veramente scioccato, perché alla fine vedevo comunque dei casi isolati, ma quel giorno erano più di 50 ragazzini, ragazzine che giravano a Mestre, che urlavano, gridavano, spaccavano senza motivo. È una cosa veramente brutta da vedere, perché da questi giovani mi aspetto qualcosa di bello, nel senso che fanno attività sportive, che fanno attività che facevano tutti noi giovani, no? Nel senso di giocare a calcio, giocare a basket, di fare cose sane, di non fare queste tipi di cose brutte. Ecco, tra l'altro possiamo dire che proprio come negli ultimi mesi giovanissimi si siano resi protagonisti di queste risse, non solo a Mestre, abbiamo visto anche a Marghera, soprattutto nella zona del centro commerciale Nave de Vero, che addirittura è diventata zona rossa, e poi l'abbiamo visto anche a Spinea. Le amministrazioni si stanno attivando, perché ormai sembra diventato proprio il motivo principale di divertimento per questi ragazzi giovanissimi. È importante pensare alla sicurezza ovviamente sia dei residenti, dei commercianti, ma a questo punto anche di questi ragazzini stessi, che sembrano un po' lasciati allo sbaraglio. Sì, assolutamente sì, però la cosa molto interessante, che ringrazio le forze dell'ordine, appena è successo queste risse, questi ragazzini che si facevano un po' di casino, sono intervenuti subito alcuni volanti dei carabinieri, che sono intervenuti, poi è venuta l'ambulanza comunque, e quindi c'è stato un pronto intervento dalla parte delle forze dell'ordine, che ringrazio. Però ci vorrebbe comunque un po' di sensibilizzazione nei confronti dei genitori e anche dei giovani, perché i genitori comunque sono il pilastro di questi ragazzi, e anche insegnanti, che bisogna spiegare a questi giovani che comunque ci sono tanti modi più belli con i quali si può divertire, che si può passare il tempo senza distruggere il bene comune e creare disagi all'interno della società.
Ecco, Aulader, tra l'altro lei che da poco è entrato a far parte anche di Fratelli d'Italia, da sempre si occupa di sicurezza anche per quanto riguarda la gestione della comunità bengalese, perché sappiamo essere una comunità molto ben inserita nel territorio soprattutto di Mestre, molto numerosa, ma che a suo tempo ha dato anche qualche problema. E a proposito del suo ingresso in Fratelli d'Italia, qui in vista anche delle elezioni comunali c'è fermento, no, per quelli che saranno le prossime elezioni, le prossime votazioni, anche perché c'è più di un portavoce della comunità bengalese pronto a farne parte. Assolutamente sì, sappiamo benissimo che ci sono alcune persone che hanno fatto parte della sinistra a livello storico e che poi alla fine di concreto non hanno fatto niente per questa città. Quindi io attualmente faccio parte del membro del coordinamento di municipalità di Venezia Mestre e Mestre Carpenedo. E abbiamo intenzione comunque di fare quelle battaglie che ho già fatto in passato come cittadino. Adesso faccio parte di questa famiglia che è Fratelli d'Italia e cercherò di fare qualcosa di concreto insieme al senatore Raffaele Speranzone, insieme al coordinatore Giacomo Azzalin, e cerchiamo di fare qualcosa di concreto. Quindi non vogliamo essere più usati come siamo stati usati in passato, come dei numeri e basta. Se lei guarda in città a Mestre non abbiamo niente di concreto, quindi è inutile che facciamo tanta propaganda. Cerchiamo di fare delle cose piccole, concrete e serie, e di fare dei passi seri per l'integrazione, per la buona convivenza tra questi due popoli, che comunque entrambi i popoli sono dei popoli per bene, che comunque ci tengono alla città, che ci tengono a essere dei cittadini per bene. Quindi è un mio dovere cercare di aiutare questa comunità, che comunque è una comunità per bene. Ovviamente all'interno di una comunità così importante ci sia qualche mela marcia, è ovvia. Il nostro dovere è quello di segnalare alle forze dell'ordine, perché noi non facciamo giustizia da soli, quindi di segnalare alle forze dell'ordine e cercare di fare capire che comunque qua dobbiamo tutti comportarci bene e vivere bene tutti insieme. Ringrazio Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Più tardi ci collegheremo con Valentina Visentin, perché è stata prorogata di 30 giorni la zona rossa di Padova. Ci sono stati 13.000 controlli, ma andiamo a Padova comunque e vediamo i provvedimenti del questore di Padova, il dottor Odorisio, per episodi di violenza e di stalkeraggio. Ci sono 5 provvedimenti, vediamo. In una settimana il questore di Padova ha emesso 5 provvedimenti di ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori nei confronti di altrettanti uomini che da tempo vessavano delle donne con atteggiamenti violenti e minacciosi. I provvedimenti riguardano un 56enne residente nella zona dei Colli che aveva picchiato la moglie, che era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per le botte e le lesioni. Aveva insultato la moglie minacciandola di morte davanti al figlio disabile, era arrivato a promettere di comprarsi un'arma e spararle. Il 60enne della Bassa Padovana, anche lui ammonito dal questore per violenza domestica. Stesso provvedimento per stalking nei confronti di un 40enne, sempre della Bassa Padovana, che da tempo tormentava una donna che non voleva una relazione con lui. La vittima era costantemente pedinata e pressata con messaggi sul cellulare e sui social, minacce e ingiurie. Lo stalker era arrivato anche a simulare un incidente stradale per avvicinarla. Un giovane 19enne vicentino invece è stato ammonito dal questore di Padova perché aveva cercato di riavvicinare una coetanea con cui aveva avuto una relazione e pretendeva che la ragazza continuasse, nonostante la fine della relazione, ad indossare i gioielli che lui le aveva regalato. Di fronte al rifiuto della giovane l'aveva aggredita mordendola e procurandole graffi e lividi. E i provvedimenti del questore di Padova hanno riguardato anche il contrasto a fenomeni di criminalità diffusa, di spaccio di sostanze stupefacenti e di movida violenta. Nei giorni scorsi sono stati adottati 9 DASPO Willy, ovvero il divieto di accesso ai locali della stazione e della provincia, 4 fogli di via obbligatori e 4 avvisi orali. Nella rete delle misure è finito anche un 24enne che aveva aggredito un coetaneo in una discoteca della Stanga per rubargli la sigaretta elettronica, e un 30enne che spacciava hashish in zone frequentate da minorenni. Un'altra aggressione, qui siamo a Vicenza, contro una guardia carceraria della casa circondariale. Un detenuto violento ha cercato di strappare le chiavi delle celle ad un agente ferendolo.
Ha riportato una prognosi di 20 giorni l'agente di polizia penitenziaria vittima dell'ultima aggressione in carcere da parte di un detenuto italiano. Continua la serie di violenze verso le guardie carcerarie della casa circondariale di Vicenza, dove negli ultimi mesi sono stati trasferiti decine di detenuti per motivi di sicurezza che stanno generando numerosi eventi critici. Protagonista dell'ultimo episodio un 32enne già sottoposto al regime carcerario ristretto proprio per episodi reattivi al regime carcerario. Durante la colluttazione con il poliziotto, che è stato scaraventato contro un muro, il detenuto aveva cercato di sottrarre le chiavi dalle celle, provocando una lesione al dito della mano dell'agente. Fondamentale l'arrivo dei colleghi di supporto che hanno impedito un epilogo più grave dell'aggressione. Insorge il sindacato USPP interregionale che si appella alle forze politiche affinché si adottino interventi urgenti per incrementare l'organico del carcere e di dotare i poliziotti di strumenti idonei per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti. Servizio di Daniele Garbin, adesso torniamo a Padova da Valentina Visentin, perché è stata prorogata, vi dicevo, di 30 giorni la zona rossa, zona stazione. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, proprio così la notizia è arrivata pochi minuti fa al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta qui in prefettura a Padova. La zona rossa, la cosiddetta zona ad alto impatto, è stata prorogata di 30 giorni visti i risultati conseguiti in questi 2 mesi di sperimentazione che era iniziata lo scorso 6 febbraio dopo appunto un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza decisa dal prefetto di Padova e grazie anche alla collaborazione delle forze dell'ordine che in questi 2 mesi hanno controllato 24 ore su 24 la zona della stazione e le vie limitrofe. E in questo comitato, nel comitato di oggi, sono stati analizzati i risultati conseguiti: 13.227 le persone controllate in questi 2 mesi di servizi straordinari. Sono stati 41 gli ordini di allontanamento per la violazione dell'ordinanza prefettizia, 15 nei confronti di persone note per reati in materia di stupefacenti, 7 per reati contro la persona, 11 per reati contro il patrimonio e altri 8 per altri reati. Questo il bilancio e visti i risultati il prefetto ha deciso di prorogare la zona rossa di altri 30 giorni, ma in questa riunione in questa riunione si è anche decisa misure in vista delle festività pasquali e del 25 aprile e del 1° maggio. Sono disposti servizi straordinari di controllo del territorio in occasione di queste festività e soprattutto i comuni della provincia di Padova sono stati invitati ad adottare ordinanze antivetro per vietare l'introduzione del vetro all'interno delle aree dove sono previste delle manifestazioni in occasione del 25 aprile e del 1° maggio ed è stato chiesto anche ai comuni di dotarsi di particolari misure di attenzione e di sicurezza proprio per consentire che queste manifestazioni che richiamano tanta cittadinanza possano svolgersi in tranquillità. Dunque la notizia che esce dalla prefettura è che la zona rossa è stata prorogata di altri 30 giorni, vedremo le reazioni nel corso della giornata quali saranno e ovviamente maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. E la linea intanto può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin e a Cristian Rocche e a Allende per la parte tecnica. Vediamo ancora violenza giovanile, è stato spinto a terra e derubato della bici elettrica, è caduto a Selvana e non si dà pace, il 12enne aggredito e rapinato da 2 bulli. Era in sella alla sua bici elettrica quando è stato raggiunto nel pomeriggio da 2 bulli che lo hanno malmenato, scaraventato a terra e rapinato. La vittima è uno studente 12enne che stava rientrando a casa. Gli aggressori sono 2 giovani che lo hanno raggiunto in sella alle 2 ruote e lo hanno bloccato e rapinato dalla bici. Il ragazzino, che ha tentato di difendersi urlando, è rimasto sul posto traumatizzato e disperato. A terra sono rimaste le biciclette degli aggressori fuggiti con quella della vittima. Lo studente 12enne ha subito allertato i genitori che sono arrivati a Selvana assieme ad una pattuglia del nucleo operativo e radiomobili dei carabinieri di Treviso. I militari dell'Arma hanno raccolto la testimonianza del 12enne
Il ragazzino, fortunatamente illeso, ha riportato solo qualche graffio dovuto alla caduta a terra. Sequestrate le 2 ruote lasciate dagli aggressori, i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili della rapina. Non si esclude che a colpire siano stati giovanissimi, già protagonisti di episodi simili, fatti gravi, come Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Soprattutto perché sono in gruppo, cioè fanno gruppo e con il gruppo si fanno forza e fanno azioni negative. Ecco, ci vuole un'educazione seria, e questo episodio è la dimostrazione che molto spesso, forse anche nella scuola, bisognerà essere un po' più severi con quelli che combinano questi tipi di azioni. È probabile che la bici sia stata già ricettata dagli autori della rapina per dividere tra loro il bottino. Solidarietà al ragazzino che so che sta soffrendo molto, ma mi auguro anche che vengano al più presto trovati i colpevoli. Servizio di Daniela Sizia, siamo in presenza di queste bande che fanno danni, che sono violente, che sono protagoniste di episodi davvero riprovevoli. Poi invece ci sono ragazzi di cui si parla poco, che sono per fortuna la maggioranza. Sono ragazzi che lavorano, a volte hanno una loro attività, e guardate questa storia, e noi siamo decisi a difendere questo ragazzo, Denis De Bortoli, una storia incredibile perché ha una sua attività, ha una sua stalla, ha delle capre, e per questioni meramente burocratiche sarà costretto a chiudere la stalla, a interrompere l'attività, a vendere le capre, se mai potesse riuscire a venderle, oppure ad abbatterle. Servizio di Christian Arboet. La mia passione sono state le capre, abbiamo sistemato la stalla, l'abbiamo arredata e ora siamo arrivati a 50 capi e stiamo per chiudere. Ha soltanto 17 anni Denis De Bortoli, ma già da 3 si occupa di un allevamento di capre nella stalla che era del nonno. Qui tra le campagne di Trevignano sono passati maiali, vacche e pure cavalli. Ora lo spettro della chiusura dopo che sono emersi problemi burocratici anche in ordine all'accatastamento dell'immobile. C'è stato un sopralluogo dai veterinari e sono stati controllati i capi e ci hanno chiamato in comune, e in comune ci hanno detto che abbiamo 10 giorni per toglierli dallo stabile. E questo significa 2 cose, o venderli o mandarli al macello. Sì, è molto probabile che gli animali andranno al macello perché è difficile trovare da vendere abbastanza un numero di 50 capi. Siamo molto legati tutti quanti agli animali, non ce la facciamo mandarli al macello. Questo è l'ultimo capretto nato che ha 3 giorni e dovrebbe avere un futuro qua dentro. L'appello è diretto soprattutto a Comune e ULSS, più in generale a tutte le istituzioni. Sto chiedendo alla politica di non farmi chiudere, di darmi una mano, anzi ad andare avanti. Sto chiedendo al sindaco se per favore ci può dare una mano. A guardare con orgoglio il figlio c'è il padre Franco, la sua è una considerazione amara. Il giorno d'oggi dobbiamo dare una mano ai figli, non che vadano in piazza a droga, bere, far casino. Un lavoro e una passione. Denis si occupa anche di un gregge di pecore, ora nel Veneziano, diretto in Val Visdende. Mi sveglio alle -1/4 alle 5 la mattina, sistemare le capre, dar da mangiare, pulire, buttare la paglia e poi andare al lavoro alle 7. Alle 7 perché ti occupi di un gregge di pecore, di 1000 pecore. Sì, un gregge di 1000 pecore. A dargli manforte anche il fratellino Dylan, 11 anni appena, ma anche lui con le idee chiare. Mi alzo presto e gli do sempre una mano. E questa stalla non va chiusa? Secondo me no. Uno splendido servizio di Christian Arboet, sindaco di Trevignano, Franco Bonesso. Noi verremo a chiedere a lei, alla sua amministrazione, che cosa sta accadendo e perché questo ragazzo deve chiudere un'attività di cui era entusiasta, sia dal punto di vista professionale che umano. Non è possibile che si arrivi a questi paradossi, a queste aberrazioni, perché ci sono ragazzi che lavorano, che si alzano la mattina all'alba per curare, in questo caso, le capre, per fare dare un piccolo contributo all'agricoltura,
e per questioni burocratiche sono costretti a chiudere o a mandare al macello le capre a cui sono anche affettivamente legate. Queste sono persone che sono legate anche effettivamente agli animali, per cui verremo a chiederle perché si è arrivati a questa situazione e che cosa il Comune di Trevignano intende fare per evitare questo scempio. Grazie Sindaco, adesso sappiamo che i sindaci sono in prima linea, però ci sono casi in cui devono intervenire ed evitare che ci siano disastri di questa portata. Cronaca Nera ha prestato alcuni euro per aiutare un automobilista a fare rifornimento, ma si è trovata in mano in cambio una banconota bielorussa inutilizzabile, qui siamo alle solite truffe, una donna così scoperto di essere stata raggirata. Al cambio attuale 500 rubli bielorussi valgono poco più di 130 euro, ma la svalutazione e l'inflazione in atto hanno portato l'ex paese sovietico a battere nuova moneta già 2 volte in pochi anni. Questa banconota da 500 rubli, raffigurante il Palazzo della Cultura di Minsk, non è più utilizzabile dal 2017, essendo stata dichiarata fuori corso. Se l'è trovata in mano una giovane donna che sabato sera, lungo la statale 47, ha subito la truffa, come ha raccontato lei stessa sui social. Un uomo elegante con auto ferma, racconta, chiedeva aiuto con le braccia. Mi sono fermata. In italiano ha detto di non avere più gasolio e offriva banconote in cambio di euro. Ho donato in buona fede degli euro, ma non era contento della somma e ho notato che non voleva darmi il suo cellulare, voleva più soldi. Ho scoperto a casa essere una truffa, anche fuori Italia, nota su internet. Banconote bielorusse o slave scadute di nessun valore. Lui diceva 130 euro. Spero sia di aiuto ad altri. Il valore asserito dal truffatore corrisponde effettivamente a quella cifra, ma con la banconota in corso legale dal 2016, che all'epoca valeva circa il doppio. Truffe simili si verificano anche con altre monete di paesi del vecchio blocco sovietico che non sono entrati nell'Unione Monetaria Europea. Questo era il servizio di Mirko Cavallin. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato un'impresa gestita da soggetti di origine orientale, oltre 500.000 articoli tra accessori di abbigliamento e confezionamento sui quali erano stati apposti i simboli tipici quali il tricolore per ingannare la clientela. L'attività è scaturita da un controllo in un negozio di abbigliamento del centro storico lagunare gestito da un cittadino italiano, nel corso del quale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 227 accessori di abbigliamento con falsa indicazione sulle etichette di origine italiana. Ricostruita l'intera filiera distributiva, è stato individuato il fornitore. Si tratta di una società in Toscana gestita da soggetti di origine asiatica. Nel centro di stoccaggio le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 500.000 accessori di abbigliamento e confezionamento, 105 file utilizzati per la formazione delle etichette, stampanti e una macchina da cucire professionale. 6 i soggetti denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni contraffatti. Sequestro preventivo su 1.800.000 euro giacenti nei conti correnti di una società trevigiana che opera nella produzione di prodotti in plastica. E ancora una volta l'intervento eseguito dalla Guardia di Finanza di Treviso per mancato versamento dell'IVA dovuta per il 2022. La misura cautelare è stata disposta con un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Treviso, dopo che l'amministratore della società trevigiana era stato segnalato alla procura dall'Agenzia delle Entrate di Treviso. Aperte le transenne che chiudono l'accesso alla rampa del cavalcavia demolito di Via Vittoria a Cessalto. Siamo a Cessalto, il sindaco Crosato che dice: fatto gravissimo, le auto potevano precipitare nel vuoto sulla A4. Il cavalcavia è stato demolito lo scorso febbraio per consentire l'allargamento dell'autostrada A4 e la costruzione della terza corsia, ma le transenne che chiudono l'accesso a quello che era il vecchio ponte erano aperte e qualcuno, ignaro dell'abbattimento, sarebbe potuto precipitare nel vuoto finendo sull'autostrada. È accaduto a Cessalto, in Via Vittoria, venerdì sera. Il sindaco, avvisato da alcuni cittadini, si è precipitato sul posto.
Dei cittadini mi hanno avvertito che c'era la rampa in costruzione del sovrappasso di via Vittoria aperta, sono subito andato a richiuderla come erano le indicazioni operative. Non essendoci operai a quell'ora, il primo cittadino ha provveduto personalmente a chiudere le transenne e parla di fatto gravissimo. È un'opera che non è del comune e non spetta certo a noi, ad altri enti, vigilare sulla corretta chiusura dei cantieri. Un cantiere estremamente pericoloso che deve essere maggiormente vigilato. Per questo scriverò al soggetto attuatore perché abbia maggiore attenzione nei confronti della ditta per il suo controllo. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina. Coniugi mummificati, parlano i ragazzi entrati nella villa insospettiti dalle auto in garage e dalle mosche, così li abbiamo trovati morti, come ricorderete è accaduto nel Veronese. Dazi, l'imprenditore Riello, produzione negli Stati Uniti nel 2028, tasse, pericolo Cina, servono più controlli. Carlo Nervo, lavoro con il legno, i clienti mi aprono le porte di casa e si fidano. Baggio abita vicino ma non lo sento mai, è un ex calciatore. Le campagne prese d'assalto dagli Ibis, campi devastati, permetteteci di ucciderli. Andiamo a Vicenza adesso per spaccio, degrado e bivacchi nel quartiere Quadrilatero sotto il murales dedicato a Paolo Rossi. Una cinquantina di residenti di Via Torino si sono radunati per dire basta e chiedono al comune di intervenire subito. Un'area commerciale chiusa 2 anni fa nel quartiere Quadrilatero, diventata l'epicentro del degrado fisico e sociale in Via Torino. Siamo proprio a ridosso di Campo Marzo, esattamente sotto la Torre Everest, dove campeggia orgogliosamente il murales di Paolo Rossi. Frotte di tossicodipendenti, balordi, prostitute e spacciatori bivaccano indisturbati, minacciando i passanti. Commercianti e residenti della zona 2 anni fa, proprio temendo questa prospettiva che ora è sotto i loro occhi quotidianamente, avevano promosso una petizione rimasta inascoltata. Oggi il quartiere insorge e chiede interventi urgenti al comune. Ci sono in bella vista drogati che si bucano alle 10 mattina, a mezzogiorno davanti ai bambini eccetera e non si fa assolutamente nulla. Io poi tra l'altro ho parlato con un tossicodipendente e mi ha detto che Vicenza è diventata un po' la meta da tutto il Veneto perché non c'è controllo, quindi vengono da Treviso, da Padova, da Verona eccetera. Ti rincorrono dietro perché vogliono la moneta o perché ti minacciano in qualche modo perché sei entrato nella sua zona. Dicono questa è la mia zona, allontanati, vai via, cosa vuoi da qua? Circa una settimana fa ho trovato la mia macchina graffiata, non lo so che graffiato, anche ho visto un pochettino rotto in mio negozio qua il vetro. Qualcuno ha fatto una prova per rapinare. Davanti al nostro portone c'erano 2 tossicodipendenti che stavano facendo, quindi più che altro ho paura di entrare a casa mia. È stato fatto anche il murales di Paolo Rossi con tutta l'inaugurazione del 23 settembre, del 24 come ben sapete, e quindi questo sta attirando continuamente delle persone. Anche ieri ero qui, passavo dal parcheggio e c'erano 2 gruppi di turisti che si guardavano e sono venuti a fotografarsi, selfie. È ovvio che poi girano la testa e guardano a 20 metri sto scempio, sta cosa veramente che squalifica tutto il lavoro che è fatto. Allora, volevamo che non succedesse quello che è successo adesso. Noi avevamo solo chiesto che il parcheggio potesse essere utilizzato da noi, che abbiamo proprio una carenza importante di parcheggi, e che soprattutto non diventasse una scatola vuota con tutto il degrado che ci poteva succedere, e questo invece è successo esattamente questo. Però è 2 anni fa, l'abbiamo denunciato questa cosa, qualcuno aveva detto che forse ci ascoltava. Adesso ho presentato una interpellanza nella quale appunto ho messo per iscritto tutte le cose che abbiamo detto, il futuro di questo immobile, perché poi passa tutto per di qui. Se noi rendiamo questo spazio abitato, allora è chiaro che cambia tutto quanto. Un'altra sconcertante vicenda, il bimbo appunto da una siringa abbandonata in centro storico. Siamo sempre a Vicenza e cresce l'indignazione in città. Molte le mamme che hanno espresso solidarietà ai genitori e che si uniscono per chiedere provvedimenti urgenti all'amministrazione comunale.
Sono state spaventate, anche noi siamo state spaventate, abbiamo corso in ospedale noi 3 mamme e comunque questi episodi non devono essere comunque presenti a queste vie qua frequentate da bambini e famiglie. Non si placa il clamore in città dopo quanto accaduto ad un bimbo di 9 anni che giocando con i suoi amichetti in piazza San Lorenzo si è punto con una siringa abbandonata a ridosso della chiesa. Molte le mamme che si sono unite ai genitori del bambino chiedendo alle istituzioni, in particolare al Comune, di rispondere subito con strumenti efficaci al ripetersi di eventi simili. Sono la mamma di una compagna di questo bambino e ritengo che la questione debba essere presa con la massima serietà, perché i bambini sono le nostre risorse, sono il nostro futuro e la città non può essere gestita in questo modo. Dobbiamo essere certi che i bambini possano camminare così come gli adulti sereni, senza trovare ostacoli o pericoli di questo tenore. Ogni anno veniamo qui in piazzetta San Lorenzo a far prendere il gelato ai nostri bambini, a giocare. Adesso sarà sicuro qui? Noi mamme non ci sentiamo più sicure a portare i nostri figli nei parchi, ma anche nelle strade e nelle piazze, nei punti più focali e più belli della città. E quindi niente, chiediamo che venga fatto un intervento effettivo e a lungo termine. Qua ci vuole, se è straniero espulsione e se è italiano comunque pene severissime. Cioè io chiedo al governo, perché in tutta Italia c'è questo problema, al governo italiano, ma fate qualcosa, ci vogliono pene severe. Sono stata contattata immediatamente appunto da alcune mamme che mi hanno chiesto di prendere in causa la situazione e di dare anche noi dell'associazione un nostro contributo. Si chiede proprio che venga fatto magari un canale preferenziale dove le segnalazioni avvengono in maniera immediata per trovare una collaborazione tra le forze dell'ordine e le comunità locali. C'è stato un grave incidente ieri sera a Refrontolo, 3 veicoli coinvolti nello schianto avvenuto poco dopo le 23 in via Crevada in un tratto di curva. L'auto di un 61enne di Susegana ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra vettura che viaggiava nel senso contrario, condotta da una donna di 41 anni di Refrontolo. A bordo dell'Audi, oltre alla conducente, erano presenti 2 passeggeri di 41 e 36 anni. A seguito dell'urto è stato coinvolto anche un terzo veicolo condotto da un 36enne di Pieve di Soligo. L'impatto è stato violento al punto che il conducente della Renault è rimasto incastrato tra le lamiere e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e l'elisoccorso per il trasporto urgente del ferito più grave, il 61enne, all'ospedale di Trento, dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. A Bassano del Grappa un podista di 57 anni è stato rianimato dai sanitari durante la marcia delle acque. Prima l'arresto cardiaco, poi la caduta con una botta alla testa. Si trova ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Bassiano un 57enne di Marostica che ha accusato un malore durante la 12ª edizione della Marcia delle Acque. Alla manifestazione non competitiva tenutasi nel quartiere 25 aprile di Bassano hanno partecipato oltre 3.000 podisti. Alcuni di loro sono stati testimoni diretti del malore che ha colpito l'uomo mentre stava transitando in via Rivana assieme alla moglie. L'intervento dei sanitari è stato immediato, dato che l'episodio è avvenuto a poche centinaia di metri dal traguardo. Una delle 2 ambulanze di servizio, con medico e infermieri, è arrivata subito sul posto per le manovre di rianimazione. Portato subito in ospedale, è stato sottoposto a una serie di accertamenti e poi ricoverato d'urgenza. 2 grandi eventi contemporanei ieri, e cioè il congresso della Lega in cui è stato acclamato ancora segretario per altri 4 anni Matteo Salvini, e poi il Vinitaly dove era presente Zaia, che ha preferito andare a Verona piuttosto che stare all'incoronazione di Salvini, che congresso dove era stato peraltro il giorno prima, e quindi diciamo che si è parlato sia nell'uno che nell'altro caso delle manovre della Lega e di quella che sarà la nuova Lega dopo questo congresso. Intanto vediamo Luca Zaia al Vinitaly. A me sembrava un fatto di rispetto essere qui, perché comunque l'inaugurazione del Vinitaly
significa per il Veneto 3 miliardi di esportazioni, 80.000 addetti, 103.000 ettari coltivati, il più grande vigneto d'Italia, 37% delle esportazioni nazionali. Insomma, noi dobbiamo molto a questo comparto, ma sono andato anche a Firenze, quindi non ci vedo nessun problema per il fatto che ieri ero lì e oggi sono qui. Ha scelto di essere a Verona all'apertura del Vinitaly Luca Zaia anziché al congresso federale della Lega nella giornata che ha visto l'incoronazione di Matteo Salvini, e dopo la stoccata di ieri agli alleati di governo in riferimento all'autonomia "noi non siamo fedeli, la fedeltà è dei cani, noi siamo leali", ha suscitato interesse che proprio oggi Zaia fosse accanto al vulcanico presidente della Campania Vincenzo De Luca in ansiosa attesa del 9 aprile. Mercoledì prossimo infatti si celebrerà l'udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla legge approvata dal Consiglio regionale campano che consente a De Luca di candidarsi per il terzo mandato. Una pronuncia favorevole potrebbe cambiare le carte in tavola anche in Veneto. Si vedrà. Intanto la vetrina del Vinitaly 2025 sicuramente è diventata anche terreno per rimarcare il territorio tra alleati a Roma e Venezia, ma competitor nella guida del centrodestra in vista delle prossime regionali, ed il tema legato agli imprenditori, alle prese ora con la grana dei dazi, diventa di primo piano in una regione come il Veneto che rappresenta il 37% dell'export nazionale dei vini per un valore di circa 2 miliardi e 996 milioni, dei quali 600 milioni verso gli Stati Uniti. Benvengano le contromisure europee da un lato, no? Che si mettono a terra in questo momento nell'immediato, però poi faccio parte di coloro che pensano che bisogna andare a dialogare con gli Stati Uniti, reinvestire su questo asse UE-USA e fare in modo che gli Stati Uniti non vengano catalogati in futuro come i nuovi nemici dell'Europa. Accordi fondamentali anche per il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Qui si respira veramente non solo il Veneto ma l'Italia che produce prodotti di qualità e che quindi temono molto meno di altri contesti ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. Non è con dazi e controdazi che si vince questa guerra commerciale, si vince con gli accordi. Di dazi si è parlato moltissimo e si sta ancora parlando, si sta discutendo se l'Europa deve contrattaccare o deve negoziare. Ieri se ne è parlato ovviamente al Vinitaly con una parata di ministri del governo Meloni tra gli stand, la parola d'ordine: avviare un dialogo con gli Stati Uniti. Al taglio del nastro ci sono 4 ministri del governo Meloni: Francesco Lollobrigida, titolare dell'agricoltura, Adolfo Urso, imprese made in Italy, Alessandro Giuli, cultura, Luca Ciriani, rapporti con il Parlamento, a testimonianza di quanto l'edizione numero 57 del Vinitaly sia importante nello scenario politico-economico segnato dall'attualità della grande incertezza dei mercati internazionali dopo il varo della politica dei dazi di Trump. Ed è proprio il tema dazi a monopolizzare il dibattito della prima giornata della Kermesse, che vede in fiera a Verona 4.000 imprese e buyer da 140 paesi. Noi siamo una superpotenza alimentare e dobbiamo far valere questa nostra capacità di garantire qualità non delocalizzabile, proteggerla, questo è un elemento fondamentale e su questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando, promuoverla, quindi raccontarla, aprendo nuovi mercati ma consolidando quelli attuali. Il nostro governo è impegnato in questo, il nostro confronto con le associazioni di categoria è costante e continuo, anche qui a Vinitaly abbiamo e stiamo incontrando associazioni e singole imprese. Per fortuna non c'è l'allarme che qualcuno vuole denunciare in maniera così drammatica. Dalle paure e talvolta dal panico che vi è in altra parte d'Europa bisogna fare di una crisi un'opportunità. Lo si può fare, noi lo vogliamo fare. Se poi non andasse in porto questo lavoro, questo confronto, questo dialogo, a ridurre i dazi fino a giungere, se possibile, appunto col trattato di libero scambio a dazi zero, se invece si perdurasse sulla strada del conflitto, noi chiediamo che l'Europa realizzi essa sì misure compensative per le imprese europee maggiormente colpite. Un settore, quello del vino, al quale il Veneto guarda con grande interesse non solo per l'aspetto produttivo.
L'eccellenza vitivinicola del Veneto ci aiuta anche a veicolare un altro settore importante per questa regione, che è il turismo. Grazie alla ricettività noi facciamo conoscere il nostro territorio, facciamo conoscere i nostri prodotti e cerchiamo anche di esportarli. Assessore Federico Canera, ai nostri microfoni. Adesso sentiamo anche la preoccupazione di Confagricoltura Vicenza, soprattutto per questa fase di grande instabilità. Ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina con la presidente di Confagricoltura. Sentiamo. Una guerra dei dazi annunciata. Il comparto dell'agricoltura vicentina in allarme e in preoccupazione. Siamo in compagnia con la presidente di Confagricoltura Vicenza, Anna Trettenero. Insomma, vi preoccupa soprattutto dal punto di vista delle esportazioni e dalle ricadute che avrà anche sulle tipicità vicentine? Beh, sì, certo. Il mercato statunitense è un mercato molto importante per l'agroalimentare italiano, vale circa 80 milioni di euro, per cui non stiamo parlando di poco. Sicuramente non finisce qui. Abbiamo già visto tutta una serie di rimbalzi anche notevoli, insomma, perché qualche settimana fa si parlava di un dazio sul whisky americano al 50%, di ritorsioni con dazi su tutto il comparto vitivinicolo europeo del 200%, adesso parliamo del 20%. Ma comunque sono dei numeri che cambiano la strategia, e che comunque non sono finiti, perché c'è una trattativa che a livello Commissione europea deve andare avanti, andrà avanti, ma le conseguenze ci sono. Voi sperate in un passo indietro, appunto in una trattativa che si concluda in che maniera, o guardate ad altri mercati? Ma guardi, la prima cosa è questo clima di incertezza, di instabilità che sicuramente è voluto e ricercato, che mette in uno stato, non dico di ansia, ma anche quasi sì, cioè per un periodo non indifferente abbiamo avuto dei container assolutamente bloccati con il vino che non partiva, perché non si sapeva, una volta arrivato negli Stati Uniti, quale sarebbe stato il prezzo finale. Adesso penso che questa cosa comunque sblocchi, ma sicuramente non è finita qui. E per quanto riguarda le tipicità dei prodotti vicentini? Allora, mi viene da pensare che sicuramente i vini, soprattutto quelli di fascia intermedia, e il settore dei prodotti trasformati del latte, quindi tutto i trasformati vuol dire sostanzialmente i formaggi, sono quelli che verranno maggiormente coinvolti in tutto questo, per cui un'attenzione particolare ci deve essere. Lei prima citava l'ipotesi di altri mercati, sicuramente questa è una strategia, è qualcosa a cui dovevamo probabilmente pensare già prima, perché avere come sbocco così importante e quasi, non dico esclusivo, ma veramente preponderante gli Stati Uniti vuol dire mettersi in una situazione di debolezza. Noi in Confagricoltura già a novembre abbiamo promosso, attraverso l'attenzione che i giovani hanno dato a questo tema, un convegno importante in cui abbiamo riunito tutti gli attori che giravano intorno e lavoravano sull'accordo con il Mercosur, quindi Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay. E devo dire la verità che per questi prodotti appena citati, quindi per il vino e anche per i formaggi, paesi come il Brasile possono costituire uno sbocco molto interessante. D'altro lato, l'accordo con il Mercosur pone degli interrogativi per le importazioni, per esempio della soia. Ecco, l'avete sentito, dazi Trump che catapultano il comparto agricolo in un clima di incertezza. Io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina da Vicenza. Vediamo la testimonianza di un importatore di vino negli Stati Uniti, un distributore di vini. Gli americani, ha detto ieri, sono disposti a spendere massimo $20
per una bottiglia è la loro soglia psicologica. Ancora la politica col congresso che ha rinnovato, ha confermato la segreteria federale di Matteo Salvini per altri 4 anni e sono 4 i veneti eletti nel Consiglio federale. Sentiamo Marta Marangoni. Alla fine sono 4 i veneti eletti nel Consiglio federale del Carroccio, 2 i trevigiani, Giampaolo Gobbo e Giuseppe Canova, e poi 2 vicentini, Erico Umberto Pretto e Mara Bizzotto. Il Veneto, con 4 consiglieri, è l'unica regione a fare il pieno di candidati eletti, afferma Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. Oggi siamo tornati sulla strada giusta, più consapevoli delle nostre radici e fiduciosi delle sfide del futuro che verranno, commenta Alberto Villanova, capogruppo in regione. La seconda giornata del Congresso federale ha confermato per acclamazione Matteo Salvini segretario della Lega fino al 2029, un'assemblea che ha visto la consegna della tessera del partito al generale Vannacci e la presenza in videocollegamento di Marine Le Pen, Bardellà e Orban. Proiettato anche un messaggio della Premier Meloni che ha assicurato: andremo avanti pancia a terra fino alla fine della legislatura. Premier alla quale dal palco Salvini ha detto di voler sottoporre la richiesta della Viminale. Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. È stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica e non è mio piacere, è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, quello che i sindaci, quello che gli elettori ci chiedono, e quindi sapendo che Matteo è e sarà un amico e un grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni. Salvini ripercorre la storia della Lega, saluta Bossi, ricorda Maroni, omaggia Silvio Berlusconi, ribadisce i cavalli di battaglia del Carroccio, dalla rottamazione delle cartelle alla lotta all'immigrazione clandestina, al Green Deal, al patto di stabilità e poi quello che è l'obiettivo della Lega nel centrodestra. Io mi trovo benissimo con Giorgia e con i nostri alleati, ora siamo i secondi della coalizione, è chiaro che siccome l'importante è partecipare, vale sul campo di pallone ma non vale in politica, l'obiettivo è di tornare i primi a tirare il gruppo, è chiaro. Vediamo la prima giornata del Congresso federale della Lega, dove si era incominciato a parlare di Vannacci, che poi aveva anche ricevuto la tessera della Lega. Sulla la presenza di Vannacci nel partito, Freddo, il presidente Zaia e lo stesso Massimiliano Federica ed altri esponenti del Carroccio. Questo non è un congresso di partito, la Lega non è un partito, la Lega è una comunità, è una famiglia, che è un'altra cosa rispetto ai partiti. Una famiglia, non un partito. Così Matteo Salvini dà la carica al popolo della Lega a Firenze per un congresso di 2 giorni dall'esito in parte già scritto, con i singoli territori che però vogliono pesarsi. Tocca ad Alberto Stefani rappresentare il Veneto, in particolare la sua mozione identitaria, autonomia, la parola d'ordine. Credo nel valore dell'identità, nella capacità di riconoscersi nel proprio territorio. Io mi sento leghista per questo, perché prima di tutto viene la mia comunità, viene il mio comune, la mia provincia, la mia regione, prima dello Stato. Questo significa essere leghisti. Riarmiamoci non di odio, non di violenza, non di armi da fuoco. Riarmiamoci con il coraggio, con la passione, con la determinazione. Riarmiamoci di entusiasmo. A Firenze la Lega cerca una sintesi dopo le tensioni accumulate nel corso dei mesi, soprattutto in Veneto, conciliare sovranismo e autonomia, questo sembra l'obiettivo. La prima istantanea è quella di Salvini che intervista Elon Musk. E la libertà di espressione è una di tante libertà che abbiamo e che dovremmo avere come società civile. Ricordiamoci che le idee dovrebbero vincere sulla base delle argomentazioni
comunicazione a sostegno di queste idee. Dall'altra parte Luca Zaia, che al momento della proclamazione nelle prossime ore sarà al Vinitali con i giornalisti. Il presidente del Veneto parla innanzitutto di dazi. L'Italia deve andare con l'Europa, dopodiché l'Italia può fare da pontiere, visto e considerato il ruolo che ha avuto e il rapporto che ha con questo governo. Guardando al congresso, Zaia risponde così a chi gli chiede perché non sia mai diventato segretario. Non mi sono mai candidato, no, non sono il Toto Cotugno della Lega. Quanto all'ipotesi Roberto Vannacci, vice di Salvini, Zaia continua a frenare, parlando anche, solo apparentemente en passant, del suo futuro politico. Perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto, per cui al momento il problema non esiste, visto considerato che per essere vice segretari bisogna essere tesserati. Vi saluto, ragazzi. E se si tessera in 5 secondi diventa vice segretario? Mi farò presentare a chi è così bravo e veloce. Tu resteresti nella Lega con Vannacci? Io nasco in Lega e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui. L'incursione di Enrico Lucci. Andiamo a Treviso per l'81esimo anniversario della strage che era stata provocata nel 1944 da bombardieri americani. Per noi c'è Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Sentiamo in diretta da Piazza dei Signori. Ma quel venerdì santo, alla tragedia della guerra, si aggiunse l'inferno di un bombardamento che sconvolse la città e uccise la Pasqua. Ascoltiamo ora il brano Schiarazzulla Marazzulla.
Avvicinandosi alla città, gli aerei si dispongono per il bombardamento. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Così dall'alto sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire, perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose, ugualmente piccole, come giocattoli per bambini. Sono le case della città, che sulle carte non sono segnate con gli segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano, è come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case vive la gente, molta gente. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti, ora che tanti profughi vi si sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore. Hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri, nel cielo, non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano a bombardare. Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere delle persone sconosciute, così simili a loro stessi. Un male tanto grande per cui essi portano terrore, morte e distruzione, senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliata, l'obiettivo verrà certamente colpito. Ora essi sono sulla via del ritorno. Per molti chilometri scorgono all'indietro il chiarore della città che brucia. Ascoltiamo ora il brano Dedicato a te. Torneremo in diretta a Treviso con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per i rintocchi intorno all'una e qualche minuto, e poi avremo un collegamento dalla provincia di Pordenone per questa sparatoria. Vediamo il titolo del Gazzettino: papà di 43 anni ucciso fuori dal bar con un colpo di pistola alla testa al culmine di una lite. Preso il killer trentenne, la vittima gli ha staccato l'orecchio a morsi. Siamo veramente all'ennesima sparatoria, in questo caso tra albanesi. Poi sentiremo i particolari da Federico De Ros. Torniamo agli incidenti stradali, perché c'è stato un altro incidente nell'Alto Vicentino a Rosà. Sentiamo. Ha perso il controllo della Mini Cooper che stava guidando e si è schiantato contro una recinzione a lato della strada, sfasciando il muso del veicolo per poi girare su se stesso senza riuscire a riprendere il controllo e finire contro un muro con la parte posteriore del mezzo e restare incastrato tra le lamiere dell'auto. Siamo in via Mazzini a Rosà, all'altezza tra i civici 147 e 149. Il conducente, un uomo di 60 anni, è stato estratto dall'abitacolo in serie condizioni dai pompieri intervenuti in piena notte e consegnato ai sanitari del SUEM 118 che, dopo averlo stabilizzato, l'hanno portato al San Bassiano per le cure. Forse un malore o l'alta velocità tra le cause dell'incidente stradale, ma saranno i rilievi fatti dai carabinieri a ricostruire la dinamica esatta. L'auto è andata praticamente distrutta, solo lo scoppio degli airbag ha impedito che il conducente riportasse ferite ancora più gravi. Sempre i militari hanno regolato il flusso del traffico per garantire la sicurezza sia agli altri automobilisti in transito che ai soccorritori che stavano operando. Servizio di Vanessa Banzatto. Adesso parliamo di una storia, una tragedia: la madre e la figlia che sono morte a 3 giorni di distanza, un legame profondo a Ponte della Priula. A raccontarla Andrea Camatta, figlio e fratello delle 2 donne. Il loro legame, ha detto, è stato straordinario. Vediamo. Mia mamma è morta tra le mie braccia lunedì mattina alle 5:30
e la Manuela è morta in ospedale 3 giorni dopo, praticamente il giovedì. È un dolore sopra il dolore, più di così non ho altre parole, ecco. Non si può andare avanti. Spero che qualcuno lassù guardi e se mi ha dato questa croce qua spero di portarla avanti bene. In meno di una settimana Andrea Camata ha perso quello che aveva di più caro, la madre Anna Maria, 87 anni, e la sorella Manuela, 58, affetta da una gravissima forma di disabilità da quando aveva soltanto 3 mesi. Ora questa casa, Ponte della Priula, racconta di una duplice assenza, ma anche di una storia di sacrificio e abnegazione, di un legame profondissimo, quello tra mamma e figlia. Sì, riusciva a non proprio pronunciare correttamente la parola mamma, la masticava un po', però diceva mamma, quindi come una bambina piccolina. Vivevano talmente in simbiosi Anna Maria e Manuela che dopo 3 giorni dalla morte della madre la donna si è lasciata completamente andare. Il fratello Andrea è il primo testimone di quel rapporto speciale. Ho sentito completamente la mancanza della mamma. Anche se sono io il fratello, però mi guardava, mi sorrideva un po', però guardava sempre il telefono se potevo chiamare la mamma, ma gli ho detto che purtroppo la mamma non poteva più tornare indietro dove era ed era lì con il papà. E adesso ho detto tra di me, sono lì insieme, stanno tutti e 3 insieme e su questo un po' mi rallegra e mi rilassa un po'. Restano i ricordi di una vita come questa poltrona, ora vuota. Rappresenta il corso della vita della Manuela, perché mano a mano che cresceva veniva modificata in base alle sue esigenze. Nella cameretta di Manuela una foto su tutte, Vittorio Veneto, anno 1985. Papa Wojtyla ha messo la mano sopra Manuela, ha dato la sua benedizione per tutta la sua vita. Una vita dura ma piena di cura e amore. Era attaccata a noi. Quindi il voto che lascia è un voto inimmaginabile. È un vuoto immenso, è veramente un vuoto immenso. La Manuela e la mamma mi hanno lasciato un vuoto immenso. Però anche un insegnamento forse. Sì, un insegnamento grande di mia mamma che mi ha dato la forza di andare avanti. Bisogna farcela in tutto e per tutto, non si deve mollare. Quindi ragazzi, non si deve mollare, la vita è sacra. Andiamo in pubblicità al servizio di Christian Arboit, andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo. A tra poco, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a Treviso in Piazza dei Signori per l'81esimo anniversario della strage del 7 aprile 1944. Bombardieri americani colpirono duramente la città, ci furono più di 1000 vittime. Andiamo in diretta. Poiché nel frattempo erano stati spazzati via la casa o qualche componente della famiglia. Esplosero i corpi insieme al porfido delle strade, alle aste dei cancelli e alle travi dei solai. La stazione ferroviaria fu praticamente distrutta, molte chiese irrimediabilmente rovinate e capolavori d'arte persi per sempre. Le strade divennero il ricettacolo delle case ridotte in macerie, di cadaveri e gente disperata e atterrita. Ci vollero giorni per ricomporre i corpi straziati, quello che restava di donne, vecchi, giovani e di 123 bambini. I vivi, in silenzio quasi spenti, lo ricomposero in attesa del riconoscimento, mentre i familiari sciamavano nella speranza di ritrovare altrove, ancora in vita, i propri cari. Aspettiamo in silenzio, attendiamo in silenzio adesso i rintocchi che inizieranno alle 13:05.
E questi sono i momenti della cerimonia nell'81esimo anniversario della strage di Treviso, il 1944, quando Treviso fu bombardata da aerei degli Stati Uniti. Andiamo adesso con un altro collegamento in diretta, perché vi dicevo di una sparatoria tra albanesi. Un 43enne è rimasto ucciso, è stato arrestato il suo killer. Andiamo in diretta da Federico De Rosa. A te, Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovato. Una notizia di cronaca che ha scosso un po' tutta la comunità di Fontana Fredda. È stato arrestato nella notte il presunto killer proprio ad Orsago, in provincia di Treviso, l'autore dell'omicidio proprio avvenuto ieri intorno alle 21:15 qui all'esterno dal bar Sporting. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità albanese di 30 anni che è stato fermato dalle forze dell'ordine. La vittima, lo abbiamo raccontato, è un 43enne, Vladimir Topiana, autista di una ditta di Porcia e padre proprio di famiglia, ha lasciato un figlio di 17 anni, era qui con noi ieri. Veramente dei momenti molto molto difficili e strazianti, e resiedeva proprio a Cordenonsa, a poche distanze da qui. Tra l'altro ieri sera noi siamo arrivati sul posto pochi minuti dopo al grave incidente, all'omicidio, e abbiamo sentito anche un testimone che ci ha raccontato proprio da dentro al bar al quale si trovava quegli attimi di paura. Sentiamo le sue parole. Ero dentro e in poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola ad arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. E l'altro è scappato subito? Sì, ho messo in moto la macchina e sono scappati. Una macchina che... Sì, come ci ha raccontato questo testimone, la vittima si trovava proprio qui in questo rialzo, stava sorseggiando un digestivo. Un altro testimone che non ci ha lasciato dichiarazioni ci ha raccontato che comunque era molto 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 agitato, come se si sentisse che stava per succedere qualcosa. Cosa è successo intorno alle 21:15? Proprio in questo piazzale di fronte a noi un'Audi bianca è arrivata di corsa, presumibilmente, secondo le informazioni che ci sono arrivate, con 2 uomini i quali sono scesi e hanno iniziato una violente lite, tutta in albanese. Ricordiamo che entrambi sono di nazionalità effettivamente albanese, una violente lite. Adesso al momento sono stati segnati determinati punti proprio dalle forze dell'ordine, che hanno lavorato tutta la notte anche per ricostruire un po' la dinamica dei fatti. Hanno interrogato poi tutti i clienti che si trovavano all'interno del bar, perché il bar Sporting è un Milan club ed è molto conosciuto anche nella zona per trasmettere tutte le partite del calcio. Ieri sera c'era Roma-Juventus, quindi diciamo che i clienti erano veramente tanti. Poi la lite si è protratta in questo tunnel e si è spostata proprio qui a fianco, dove si trovano 2 esercizi commerciali, e proprio lì della colonna Vladimir è stato ucciso a colpi di pistola. Si parla di 2-3 colpi, uno fatale proprio alla tempia sinistra. Sul posto è arrivata l'ambulanza, l'automatica, però purtroppo per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Vladimir si trovava proprio lì a bere quell'ultimo digestivo con un parente, più precisamente con suo cognato, perché proprio sopra di noi c'è un appartamento dove vive tuttora la sorella di Vladimir. E quindi una scena veramente straziante. Ieri il cognato ha visto letteralmente morire davanti ai propri occhi il 43enne Vladimir. Topiana. È arrivato il figlio 17enne in un fiume di lacrime che non finivano più, come si può immaginare. Una situazione veramente molto molto delicata che ha scosso il comune di Fontana Fredda, e non solo, perché oggi qui veramente se ne sta parlando veramente tanto. Per il momento da Fontana Fredda è tutto, a te in studio.
Grazie a Federico De Ros, nostro inviato, con l'operatore Michele Zanette. Andiamo avanti con una storia, la storia di Sara Torresan, una giovane donna alla quale è stata diagnosticata una malattia rara che ha cambiato radicalmente la sua vita, ma che ha combattuto con tutte le sue forze. Vediamo. Prima della diagnosi facevo la ballerina acrobatica, sfruttando totalmente l'iperlassità appunto delle mie articolazioni, credendo che fosse un dono e non rendendomi conto che invece fosse una malattia e che quel tipo di danza era la cosa più sbagliata che potessi fare se volevo rallentare il decorso della malattia. Faceva la ballerina acrobatica Sara Torresan e pensava che la grande elasticità articolare che aveva fin da piccola fosse una dote, non certo un segno della malattia rara che le è stata diagnosticata solo molti anni dopo. La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia del collagene, consiste in un deficit del collagene che fa sì che tutte le membrane del corpo, quindi degli organi, delle ossa, siano appunto iperlasse, fragili e possano anche rompersi. Una sindrome complessa e rara, si stima che in Italia ne soffrano circa 12.000 persone con diverse tipologie a seconda della parte del corpo che viene colpita. Quella di Sara è la variante vascolare, l'iperlassità coinvolge le arterie che sono a rischio di rottura anche per piccoli sforzi o addirittura starnuti. E questa era il servizio di Marta Marangon. Torniamo adesso a Treviso, in Piazza dei Signori, perché ha appena preso la parola il sindaco Mario Conte. Drammatica, il dolore è patito dalla nostra comunità. 159 aerei da guerra, 2000 bombe, 1600 morti, di cui 138 bambini. Questi sono i numeri che riassumono il dramma. Ma sono tante anche le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti e che ancora oggi abbiamo la possibilità di ascoltare. Prezioso, permettetemi di ricordarlo, è il lavoro di chi ha deciso di consegnare i posteri ulteriori dettagli su quel 7 aprile. Nell'ultimo anno, grazie agli studi di Antonella Aurelia e Dino Daniotti, ai quali chiedo davvero un grande applauso, possibile individuare i nomi di altri 10 bambini uccisi dalle bombe e questi nomi verranno integrati nella chiesetta della Madonnetta a partire dal prossimo anno. Grazie davvero Dino e grazie Antonello. Oggi qui in questa piazza davanti a noi si trovano volti di persone che portano con sé il ricordo di quegli anni difficili e soprattutto la speranza che tragedie simili non accadano mai più. In questi anni da sindaco ho avuto la possibilità di ascoltare e conoscere storie e personaggi che in questi giorni diedero prova di grande coraggio e dedizione. 2 in particolare sono per me un vero e proprio faro, una guida che nel mio lavoro quotidiano. Il vescovo Antonio Mantiero, dove c'è la vostra scuola, che subito dopo l'attacco aereo e con l'allarme non ancora cessato girava fra le macerie per soccorrere i feriti e consolare chi aveva appena perso tutto. Lo chiamarono il vescovo insanguinato. Ma in quell'immagine però c'era la cristianità, l'uomo, la carità, il senso di responsabilità del pastore, l'amore. E poi c'è Mario Botter, esempio di grande attaccamento alla città e alle sue fondamenta. Fu proprio lui a salvare il Palazzo dei 300, arrampicandosi sulle rovine con il figlio Memi per convincere gli operai a ripartire da quelle mura squarciate ma non ancora perdute. Ma ci sono anche i racconti di tanti trevigiani, alcuni dei quali li stiamo ascoltando anche in questi giorni. Abbiamo il dovere di custodire gelosamente il loro vissuto, perché lo scorrere inesorabile del tempo rende le loro voci sempre più flebili. Quelle voci che ci ricordano però in maniera così vivida di dolore della guerra.
sono un monito rispetto a quello che stiamo vedendo ancora oggi nel mondo. Le violenze stanno ancora mettendo in ginocchio città, paesi ed economie. In un mondo che ancora oggi vede il dramma della guerra, Treviso è testimone di come una comunità possa scegliere di rispondere alla violenza con l'amore, l'attaccamento e con l'impegno per la pace. Anche se le sfide globali ci mettono alla prova, possiamo ancora costruire ponti piuttosto che muri. Quelle voci ci ricordano anche quanto sia fragile la pace e quanto il fuoco della guerra sia sinonimo di fine e mai di inizio. Sono concetti questi che abbiamo espresso più volte e purtroppo continuiamo a ripeterli in ogni occasione pubblica. Ma in un pianeta dove al dialogo si sostituiscono troppo spesso i missili, continua la corsa alle armi. E allora ci chiediamo, ma di che cosa stiamo parlando oggi? Abbiamo davvero imparato dalla nostra storia? Oggi in questa piazza, davanti ai nostri bambini delle Coletti, ai quali chiedo davvero un grande applauso, e anche una scolaresca da Cavrie, eccoli lì che li saluto, la scuola Marco Polo. Davanti a loro dobbiamo condividere un forte messaggio di pace, che non significa combattere per la pace, probabilmente una contraddizione in termini, bensì dimostrare come un'intera comunità, nel ricordare un dramma, come purtroppo accade non lontano da noi, voglia perseguire un ideale di tolleranza e di confronto pacifico. Oggi Treviso ricorda, e attraverso le nostre scuole, le associazioni locali, le iniziative culturali e musicali porta avanti il messaggio di pace. Le nuove generazioni che oggi sono con noi sono il nostro più grande impegno e la loro educazione alla tolleranza e al dialogo è una delle nostre priorità. Abbiamo bisogno di ideali, di rafforzarli e trasmetterli. Lo dobbiamo a loro, i nostri bambini. Il nostro compito è chiaro e qui mi rivolgo a tutte le autorità presenti che ringrazio. Non lasciamo che questo 7 aprile diventi solo un elenco segnato su una locandina. Anche a noi, donne e uomini che rappresentiamo le istituzioni, abbiamo il dovere di non arrenderci e di immaginare un presente, oltre al domani, in cui la guerra sia la prima soluzione da evitare, perché la pace non sia un'utopia, ma una scelta concreta. Pochi giorni fa abbiamo ricordato il 20° anniversario della morte di Giovanni Paolo II. E proprio a lui voglio affidare la conclusione di questa giornata di memoria in riflessione, con le sue parole semplici ma potenti. A ciascun uomo e a ciascuna donna di buona volontà ripeto, non abbiate paura di prendere in mano il destino della pace. Oggi, nel ricordare il dolore vissuto dalla nostra città, facciamo nostra questa esortazione. La pace non è un traguardo irraggiungibile, è una scelta che richiede coraggio, impegno, buona volontà. È un compito che spetta a tutti noi, ogni giorno, nelle parole e nelle azioni. Oggi, nel guardare questi bambini, nei loro occhi vediamo la nostra speranza. La pace è nelle loro mani, ma dipende anche da noi, da ciascuno di noi, fare in modo che quella pace diventi realtà oggi e domani. Non arrendiamoci mai ad un mondo che sceglie la violenza come soluzione. Viva Treviso e grazie davvero di cuore a tutti. Allora, questo è stato l'intervento del sindaco Mario Conte all'81° anniversario del bombardamento di Treviso. Andiamo in pubblicità.
l'11° raduno del battaglione Alpini di Gemona, la grande festa delle penne nere che abbiamo seguito in diretta. 3 giorni di iniziative a Tarvisio, Gemona e Venzone. Oggi la giornata clou con una foltissima rappresentanza dal Veneto. Molti hanno raggiunto Gemona del Friuli attraverso un treno d'epoca che ha rievocato quella che era la tradotta dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Come è andata la giornata? Ma siamo molto soddisfatti perché veramente la presenza importante di autorità civili e militari, ma soprattutto il pubblico prevalentemente alpino, per noi ci scalda il cuore perché vuol dire che lo sentono, lo vivono intensamente come siamo fatti noi alpini, con passione, con la musica, con la festa, ma anche con i nostri riti militari ai quali ci teniamo a essere fortemente e perennemente legati. La cerimonia si è svolta innanzitutto in piazzale Bertagnolli, il piazzale della città dedicata allo storico presidente nazionale dell'ANA, quindi la sfilata fino alla caserma Goi Pantanali. Nella caserma si è svolta la cerimonia militare con l'alzabandiera, la deposizione della corona, la benedizione e lo scoprimento di targhe commemorative. Tanti veneti, tanti trevigiani. Molti veneti, molti trevisani, la passione dalle nostre parti proprio scorre nelle vene dell'alpino e infatti quando ci sono queste situazioni loro partecipano sempre con entusiasmo e con numeri importanti. Insomma, avete visto il treno stamattina in partenza da Treviso, quanta presenza aveva, insomma mi ha fatto fatica a salire ordinatamente. Treviso ha dato un tocco speciale perché quel treno lì insomma ha colpito tutti. Ha colpito tutti perché anche qua la terra trevisana è legata a questo lutto che si celebra fra poco, la ricorrenza del 5 maggio 76, quell'evento catastrofico che fu il terremoto che abbatté proprio la caserma su cui abbiamo fatto la cerimonia finale oggi e poi fu ricostruita a Venzone perché persero la vita 30 alpini. La prevalenza era dal territorio trevigiano. Il sacello lì li ricorda proprio e prima il comandante li ha ben ricordati insomma nella cerimonia. È stato ricordato a 5 anni dalla scomparsa un grande autonomista, Bepi Covre, parlamentare del Carroccio e imprenditore. Vediamo. È talmente un percorso ad ostacoli che forse alla fine della legislatura finiranno il percorso legislativo, ma poi per attuarlo è veramente una complicazione incredibile. Siccome il Presidente Zaia ama dire che a Roma si complicano gli affari semplici, gli direi attenzione, anche qui si sta facendo questo. Messaggio chiaro verso il congresso leghista di Firenze sull'autonomia del Veneto. A lanciarlo chi della riforma costituzionale ne ha fatto una battaglia politica personale, al punto da essere stata definita eretica dal partito che ha rappresentato in Parlamento. Eretica come Giuseppe Covre, imprenditore, sindaco di Oderzo, parlamentare ma soprattutto politico della Lega, che proprio per le sue idee alla fine lo ha emarginato. E il pensiero di Bepi Covre è stato ripercorso nell'incontro organizzato proprio da Simonetta Rubinato. Perché sono passati 5 anni, sembra ieri, ma sono passati 5 anni dalla scomparsa del caro Bepi Covre, un eretico a cui io mi sentivo vicina. Un giorno mi ha detto benvenuta nel club degli eretici quando sostenne il referendum sull'autonomia, e il suo libro, Io sono un Veneto, è bellissimo da rileggere oggi a 20 anni da quando l'ha scritto, da quando lui l'ha scritto, perché un po' ci racconta da quale Veneto veniamo e un po' ci dà anche una prospettiva sul futuro, ciò di cui avrebbe bisogno questo Veneto e anche l'Italia. A partire dai dazi richiamati 20 anni fa da Covre a difesa dei prodotti cinesi, oggi arma economica americana che, secondo chi li studia da tempo, avranno effetti tragici su chi li applica. Perché in realtà, come sapete, i dazi vengono messi da un paese quando le aziende non sono più competitive, quindi indica di una grande debolezza degli Stati Uniti in questo momento, del suo sistema imprenditoriale. Giusto il contrario del Veneto. Noi siamo forti perché abbiamo una classe imprenditoriale, un carattere dei veneti che è un carattere concreto. Si deve trovare la soluzione di ogni qualsiasi problema e noi siamo i più bravi a trovarla. Un modo di essere che l'imprenditore Covre ha trasmesso ai figli, aggiungendoci l'attenzione agli altri. Aiutare gli altri ma senza pubblicizzarlo, senza comunicarlo. Questa è la cosa più importante che ci ha insegnato, cioè tu fai, ti fai e tasi. Ma è nella politica che il pensiero di Covre continua ad essere di stretta attualità, come per la Lega, che riconferma segretario il candidato unico Salvini, un'elezione che l'eretico avrebbe bollato così.
Questa è sempre stata la dimensione che è stata portata soprattutto dai lombardi, però questa dimensione quasi lenilista di un partito nel quale il capo ha sempre ragione, mentre noi veneti invece siamo più anarchici sotto questo punto di vista. È il capo che ha sempre ragione, ma qualche volta no. E alla festa di Carnevale di Villa del Conte la sindaca Antonella Argenti balla a bordo del carro allegorico e questo video diventa virale. La prima cittadina si scatena, si sentono i commenti dei presenti che già prevedono che il video farà il giro della rete e dei media. Già candidata alle ultime elezioni europee è stata protagonista di questi momenti di allegria, completamente vestita di rosso e attorniata dalle famiglie delle scuole comunali che lei ha poi ringraziato sui social. Allora, vediamo gli ospiti di Focus di questa sera: Paolo Benvenu, Giorgio Granello, Gennaro Marotta, Antonino Pipitone, Guido Rizzo, Gianluca Schiavon e Alberto Villanova. È tutto per oggi. Grazie a Mattia Pizzaia, Francesca Pezzo in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.